Falsa partenza. Tra un po' gioca la Lazio, però noi dobbiamo pensare a noi stessi, quindi conferenza di Allegri. Cominciamo. Allora, benvenuto Stefano Traficante. Lasciate i like per le cose non traficanti ma terrificanti che sta facendo la UEFA Champions League ufficiale. Questa è una parentesi dovutissima, perché ci siamo svegliati, scoperto che gli account vari Facebook sono cominciati ad arrivare, il telefono è cominciato a infuocarsi, e su Instagram la UEFA Champions League col suo canale ufficiale, che vanta 104 milioni di followers, 104 milioni di followers, posta le grandi skills difensive di Leao. La premessa la rifacciamo perché poi c'è gente nuova che capita così. Noi ci siamo occupati del fatto che non sappiamo fare fallo, che siamo ingenui, non ci siamo attaccati a quel rigore assolutamente, perché poi c'è il rigore su Krunic, che poi non c'è, ma veramente lasciamo perdere, perché nello specifico l'episodio non sposta, ci arriva il rigore e non lo sappiamo battere, non lo sappiamo segnare, quindi non c'è problema. Però quando la UEFA posta esaltando le cose difensive e in 4K al rallenti, perché noi non le possiamo postare le immagini, ci bloccano i video, la UEFA ci blocca tutto il video, invece loro lo possono postare perché hanno i diritti, e quindi in Mondovisione hanno fatto vedere che quello è fallo netto, come dice Spalletti, perché si vede proprio il piede che tocca prima il piede e poi il pallone. Di conseguenza io faccio un remix, perché sono portato a fare un remix dove non dico niente, faccio vedere le immagini in 4K, ringrazio, e tutto il mondo stava rispondendo in inglese, perché poi i tifosi napoletani, ok, i tifosi milanisti invece che ridono e godono, mentre i tifosi di tutto il mondo internazionale dicevano: chiaro penalty che state facendo. Autogol incredibile, che però mi dava l'impressione comunque di un'affermazione del potere. Noi siamo potenti, noi facciamo quello che vogliamo, lo facciamo anche alla luce del sole, e voi non contate nulla, perché il Napoli non conta nulla a livello internazionale, anzi per quando De Laurentiis o noi abbaiamo, senza però mordere, perché non abbiamo il potere di mordere o di cambiare nulla, se tu abbai quelli ti mettono la museruola, ti mettono il guinzaglio e ti tengono, e postano addirittura la cosa parlando di grandi skill difensive. Di conseguenza l'autogol è stato considerato autogol perché il mondo si stava ribellando, hanno cancellato tutto, sparisce il mio remix su Instagram e quindi la figurella l'hanno fatta, ma non ha importanza, perché noi con un Abrabam tattico dobbiamo pensare al campionato e poi ci penseranno gli altri alle coppe europee, che noi non abbiamo il DNA. Allora dobbiamo fare la formazione, confermato come abbiamo detto ieri che non c'è conferenza di Spalletti. Non so del report dell'allenamento che probabilmente uscirà in questi minuti, controllerò durante tutto il video se ci sono delle novità per sapere almeno i convocati, le probabili formazioni, il dubbio Bremer, dove vederla, i posticipi, insomma lo sapremo tra poco. Ovviamente possiamo parlare però delle parole possiamo solo parlare delle parole di Allegri, che dice che Napoli si aspetta un Napoli che si sta avviando a vincere lo scudetto, che ha fatto e sta facendo un campionato straordinario, meritatamente sta vincendo. Sarà una partita difficile, giocheremo contro una squadra forte, uscita dalla Champions League giocando una bella partita, e cercheranno di fare più punti possibili, guarda caso, per arrivare prima possibile allo scudetto. Dobbiamo fare una bella partita, sapendo che per noi da ora alla fine sono 8 partite, come per tutti Allegri. Dobbiamo fare più punti possibili per rimanere nelle prime 4, come obiettivo arrivare al secondo posto. Situazione in difesa. Fino a domani mattina non ci saranno i convocati perché definirò il tutto. Bremer non ha niente, dice, però devo vedere come sta, quindi ce lo immaginiamo ragazzi, magari Bremer in panchina se non sta al meglio, c'è Rugani, c'è Bonucci, c'è Gatti, c'è Danilo, insomma stanno bene tutti gli altri, eventualmente giocherà uno dei due. De Sciglio è a completa disposizione, poi gli altri devo vedere chi ha più o meno recuperato. Si parlava
di un De Sciglio al posto di Quadrato inizialmente, Quadrato che entra poi dopo, fa una finta, cade, ne parliamo con calma. Dal Napoli al Napoli abbiamo dovuto resettare tutto, fare uno sforzo mentale per soprattutto riadattarsi a quello che era in quel momento la classifica e cercare di risalire piano piano la china. Nel frattempo avevamo Europa League e Coppa Italia e quello che è stato fatto bene, ma ora dobbiamo fare meglio da qui alla fine. Abbiamo la possibilità di andare in finale di Coppa Italia e Coppa League e andare a prendere la Lazio, che in questo momento è al secondo posto e tra poco gioca. Chiesa ai minuti, ha giocato 90 minuti, quindi minuti ne ha, vediamo domani come ha recuperato. Anche qua non lo possiamo sapere, non possiamo ipotizzare la formazione della Juve. Pochi gol dagli attaccanti, potevano anche chiedergli pochi gol da Vlahovic, onestamente. È un momento dove gli attaccanti magari hanno più difficoltà, sono meno fortunati nel far gol. Abbiamo attaccanti molto bravi, ci sono momenti di difficoltà nell'arco della stagione, ma da qui alla fine ci daranno una grossa mano, bla bla bla. Che giocatore toglierebbe al Napoli? Perché devo toglierli io? La rosa del Napoli è forte, non so domani chi gli mancherà, invece lo sa benissimo. Nell'arco di una stagione ogni tanto mancano dei giocatori, domani gliene mancheranno 2 o 3, allora lo vedi che lo sai. Se ne sono già tolti per conto suo, esattamente. Riscatto dopo la sconfitta dell'andata, non c'è voglia di riscatto, c'è voglia di battere il Napoli, che è capolista della capolista, che nelle ultime 7 trasferte ha vinto 7 volte, che come tira e come piange. È una squadra forte, lo ha dimostrato in Italia e in Europa, a volte perde le partite che meritavi meno di perdere, però dopo alla fine nel calcio conta i risultati. Il Napoli sta facendo bene, ha ucciso il campionato e ha tenuto un ruolino, il famoso ruolino di marcia impressionante. Rabiot è cresciuto molto, ancora margini di miglioramento nella distribuzione del gioco in verticale e nel tiro da fuori, nonostante questo sta facendo una stagione straordinaria. Napoli-Milan, ho visto la partita di alto livello tecnico, il Napoli ha giocato allo stesso modo, sono in un'ottima condizione fisica e mentale e domani avranno rivalsa per l'eliminazione dalla Champions. Per loro Napoli-Juventus è sempre Napoli-Juventus, per noi, per loro invece non è niente, è una partita come tutte le altre. Vlahovic, non sono preoccupato, stamattina ha fatto un buon allenamento, l'ho visto molto più sereno, è un percorso di crescita dove lui ha trovato difficoltà quest'anno, ma non è diventato un giocatore scarso, è un grande giocatore, deve migliorare come tutti fino a che gioca a calcio. Magari in un altro momento la palla di Quadrato gli picchia più basso in testa e fa gol come in altri momenti, deve rimanere sereno e tranquillo perché non è responsabile della Juventus, tutta la squadra lo è, deve rimanere sereno e tranquillo. Che facciamo? Ripetiamo sempre le stesse cose. Vabbè. Come ha visto la squadra, siamo tornati ieri alle 4, abbiamo fatto allenamento, anche oggi dobbiamo per recuperare le energie, c'è questa meravigliosa partita, c'è voglia di arrivare fino in fondo, abbiamo fatto tanto ma non abbiamo fatto tutto, che è la cosa più importante. Pensare già all'Inter, ora le mancano 8, 2 di Europa League e 1 di Coppa Italia sicuri, bisogna essere bravi, giocheremo così riempendo tutto maggio, 58 partite sarebbe il massimo di una stagione. Domani è importante, poi penseremo a mercoledì. L'importante è che tutti siano bene e che riesca a girarli un po', soprattutto con 5 sostituzioni. Possiamo partire dai calciatori, poi a partire in corso, bla bla bla. L'importante è sapere che domani giochiamo una partita difficile e dobbiamo portare a casa una vittoria. Campionato falsato, ovviamente arriva questa cosa. Non so se è regolare o no, so solamente che noi abbiamo fatto quello che era possibile fare in campionato dopo che ci hanno tolto i 15 punti. Normale ci siano stati dei condizionamenti, ma non voglio alibi. Quello che è stato fatto, quello che è successo, ora dobbiamo pensare a quello che deve succedere nel migliore dei modi e giocare da oggi fino al 4 giugno. Io non ricordo chi lo disse, ma non era né del Napoli né della Juve, se non sbaglio Ambrosini, ma veramente non mi ricordo, che disse: guardate che poi la penalizzazione può anche darti più forza, perché in quel momento la Juve doveva dimostrare poi sul campo di valere molto di più dei punti che aveva. Quindi la penalizzazione sì, io sono d'accordo che data in mezzo, poi dopo tolta, poi dopo gliela aggiustano, poi dopo gli danno i punti, è strana come situazione, siamo d'accordo, e probabilmente se fosse capitato a noi avremmo gridato allo scandalo senza dubbio, però può anche darti, non possiamo sapere se quella penalizzazione ti fa perdere partite oppure ti fa guadagnare forza perché ti compatti all'interno del gruppo. Non si può liquidare in maniera così banale. La nuova sentenza, noi come sempre abbiamo fatto prima, i punti dobbiamo farli sul campo. Ora ci sono stati ridati i punti che avevano tolto, dobbiamo farne il più possibile perché l'obiettivo nostro è giocare alla Champions League l'anno prossimo. Il gruppo compattato, sarebbe troppo facile tutte le volte che succede pensare cosa sarebbe successo se i punti erano compattati o no. C'è stato un lavoro quotidiano, una crescita da parte di tutti, dai più giovani ai meno giovani, si è trovato un equilibrio all'interno della squadra. Uno può dire che ci siamo compattati, l'altra parte può dire che se non li avessimo tolti potremmo avere mi trovo con Allegri, uno può dire, l'altro può dire, ognuno
ognuno dice quello che vuole. A livello di condizionamento è difficile da spiegare. I ragazzi hanno fatto una cosa importante sul campo, ma al momento non basta, perché i 59 punti non bastano per entrare in Champions League, quindi dobbiamo farne altri nelle ultime 8 partite. E se parliamo di campionato falsato, onestamente dovete toglierci da mezzo, perché il Napoli ha fatto il suo percorso netto. Certamente non riguarda noi e non cambia noi il percorso che abbiamo fatto, se voi quei punti li avevate o meno, veramente non cambia nulla. Anzi, sarebbe stato pure un po' più sfizioso vedere una seconda in classifica un po' più attaccata e cambiare quello che è stato poi negli ultimi anni, insomma, la Juventus che scappava e il Napoli che cercava, oppure la Roma che cercava di rimanere attaccata e poi non ce la faceva. Sarebbe stato carino vederlo così. Magari adesso vincono domani, si avvicinano e poi cadono alla fine, e così è un po' più entusiasmante, perché pare che il Napoli adesso è tutto dovuto perché abbiamo creato il vuoto. Invece no, la facciamo l'entusiasmo e la lotta finale emozionante, così vi divertite di più, senza dubbio. E quindi queste sono le parole di Allegri. I campionati falsati sono quando Della Valle chiama Lotito e si vuole mettere d'accordo sul pareggio. I campionati falsati sono quando gli arbitri dicono scusami, non volevo, chiamano loro per dire chiedo scusa, quel rigore non lo faccio più. I campionati falsati sono quando tu chiami le televisioni per fare, lasciamo perdere. Allora, la formazione della Juve è difficile. Szczesny probabilmente, immaginiamo così, ma noi dobbiamo pensare a noi, non abbiamo Spalletti. A Spalletti chiediamo quanto saranno importanti i tifosi in trasferta, visto che la Juventus ha avuto la curva riaperta e poi se ne parla. Quanto saranno importanti i tifosi in trasferta e quanto sono importanti il rapporto tra De Laurentiis e i tifosi e le bandiere allo stadio e come siete belli. Credo giocherà Meret, credo giocherà Di Lorenzo, posso immaginare che giocherà Di Lorenzo. Il ballottaggio con Beresischi è importante, ma credo che giocherà Di Lorenzo. Rachmani non c'è, quindi mettiamo Kim a destra e Juan Jesus a sinistra. L'idea Ostigard non credo, onestamente. Juan Jesus ne ha giocate poche, quindi ne può giocare un'altra secondo me, e qua non ci possiamo mettere Mario Rui, quindi siamo sicuri che giocherà Olivera. In caso di eventuali grandi, come si dice, emergenze dove tutti stanno male, il Juan Jesus si può anche adattare al terzino qua e far giocare Ostigard. In questa zona può giocare anche Beresischi, o ci adatti Di Lorenzo a sinistra e Beresischi lo sposti a destra. Ci puoi adattare Zedad, Gazerbin. Insomma, ci sono varie soluzioni, non ideali, però ci sono le varie soluzioni eventualmente. Lobotka al centro del centrocampo e ritroviamo Anghissà in questa zona qui. Qui si sta parlando di Zielinski con le batterie scariche. Zielinski è uno di quelli che un paio di partite le ha saltate ultimamente, quindi io lo confermo, anche per avere Elmas a disposizione. Questo è un discorso che ha funzionato come logica per avere Elmas a disposizione dove poi ti serve. Riconfermiamo Kvara in questa zona e Osimhen, anche se non è al 100%, lo ipotizziamo al centro dell'attacco. C'è Raspadori, non c'è ancora Simeone, quindi non abbiamo Politano, non abbiamo Mario Rui, non abbiamo Simeone, e qua ci mettiamo Lozano e Leao ha toccato la palla. Tra l'altro era uscito anche sul blog, di cui non faccio il nome perché non voglio così, un'immagine di una caviglia gonfissima e dicevano vedi Leao non aveva preso il pallone. Male, informazione cattiva fatta dai nostri, cattiva informazione, era anche il lato sbagliato della caviglia, quindi non poteva proprio essere. Informatevi, usate la logica, usate il cervello. Quella caviglia poi sappiamo che forse era di Di Maria, ma nemmeno sono sicuro perché non ci sono le fonti. Quindi attenzione, io Di Maria lo immagino inizialmente in panchina. Se gioca vuol dire che quella foto non era neanche di Di Maria, ma di sicuro non poteva essere la caviglia di Lozano, perché quella caviglia poteva essere al massimo di Politano. Ma andiamo avanti. Quindi questa secondo me è la formazione, ragazzi. C'è Elmas, c'è Raspadori e c'è Ndombele tra i vari titolari dei secondi 30 minuti. Elmas lo possiamo vedere qua se Lozano proprio non ce la fa, lo possiamo vedere al posto di Zielinski, lo possiamo vedere al posto di uno dei centrocampisti per aumentare la potenza di fuoco. È inutile fare previsioni sulla partita. Io vi dico che la Juventus si difenderà come al solito, che il Napoli prenderà il pallone e proverà a fare la partita. Dobbiamo essere più brillanti, dobbiamo essere più veloci negli 1-2
e io vorrei cominciare a vedere un po' di rumba e un pochino di far perdere le varie certezze, i vari punti di riferimento alla Juventus, perché loro ti aspettano e ti faranno il raddoppio su Osimhen e i vari raddoppi su Kvara e su Lobotka, lo sappiamo già. Quindi quando arriva il raddoppio Kvara si deve liberare del pallone, qualcuno lo deve aiutare e si deve poi spostare dal lato debole la palla, è l'unica cosa da fare. Poi dobbiamo prendere un pochino meglio la porta, perché non la stiamo prendendo bene la porta, e metterli in difficoltà sotto questo punto di vista. All'andata nessuno si sarebbe aspettato un 5-1 da parte del Napoli, perché la Juventus tutti i clean sheet, le vittorie consecutive, e invece capitò. Adesso noi siamo usciti, loro si hanno recuperato i 15 punti, ti aspetti la vittoria della Juventus, che ne sai? Esiste anche il pareggio poi nella vita, e non è proprio nel calcio come nella vita, esiste anche il pareggio. Mi ricordo che da New York, Valerio Fluido è tutto, fatemi sapere la vostra, ed evviva la Champions League che ne fa una dietro l'altra, sempre impunita, ecco, impunita. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.